stata un'attività molto interessante, anche perché comunque questo è un argomento che interessa a tutti i livelli e soprattutto nella polizia locale, comunque nelle forze di polizia è un tema attuale ed è una cosa che purtroppo anche nei nostri piccoli centri si verificano degli episodi che magari possono essere legati alla mafia, alla criminalità organizzata, e pertanto avere più conoscenze in materia e avere degli approcci magari diversi è una cosa importante. L'ho trovato personalmente un corso interessante, anche perché ci sono stati dati tanti spunti, soprattutto anche negli approfondimenti nella parte dei laboratori, in cui uno appunto porta la propria esperienza o comunque acquisisce le esperienze altrui e le può far proprie nel caso in cui avesse la necessità di doverle mettere in atto. Come ha detto la collega, aggiungendo che comunque è stato un corso interessante al primo modulo e soprattutto nelle piccole realtà come le nostre, vedere ciò che capita nelle grandi realtà, anche se capita anche adesso e si sta allargando questo fenomeno della criminalità di un certo tipo anche nelle piccole realtà, soprattutto in questi ultimi periodi, in questi ultimi anni. Questo è un fenomeno che a volte ci troviamo a dover affrontare e pertanto sarebbe una cosa molto interessante, perché al di là magari della parte operativa in cui uno se la può guardare in un prontuario, c'è un sequestro della merce, c'è la contravvenzione eccetera, magari proprio una cosa più specifica per affrontare il problema anche magari a monte. Quando ci sono questi corsi, ecco, una cosa, un appunto che si può fare è che citare, nominare leggi, numeri, eccetera, probabilmente non sono cose che rimangono poi, bastano quelle 2 o 3 leggi fondamentali, poi uno casomai se le va a approfondire, ma fare tutta una citazione di leggi, numeri, fa un po' di dispersivo, non rimane tanto, quindi più sul pratico che sul teorico, su queste cose qua.